Francesco Bruno Bardi, autotrasportatore 59enne di Carbonera, muore schiacciato da un carico di 5 quintali di materiale plastico. Shock in paese. L'infortunio mortale di Montebelluna, stamane gli uomini dello Spisal sono tornati al cantiere dove è morto il 23enne, a poca distanza la mamma che ci torna ogni giorno da un mese. Mattia racconta, ha donato tessuti e cornee. Omicidio e suicidio di Spresiano, lunedì sarà dato l'incarico per l'autopsia sui corpi di Bruna Marotto e del suocero Lino Baseotto, che l'ha uccisa prima di togliersi la vita. A Ponte dell'Aprio il dolore della madre e della nuora uccisa. Variante indiana Dormelli, il cluster da 8 sala 30 casi, nessun ricovero, buona parte dei positivi asintomatico. Covid contratto sul luogo di lavoro, poi dilagato in famiglia, nessuno era stato vaccinato. Il Veneto sarà zona bianca da lunedì, attesa l'ordinanza regionale con i dettagli. Vaccinazioni, 55,7% dei veneti ha già ricevuto la prima dose o l'ha programmata. Scontro tra due auto a Vittorio Veneto, una delle vetture si ribalta e finisce in un fossato. 78enne estratta dalle lamiere dei vigili del fuoco, miracolosamente con ferite lievi. In E500 è strana per l'addio a Stefano Favro, il 36enne di Ospedaletto morto nel tragico incidente di lunedì scorso lungo la Valsugana. Il saluto degli amici e le parole del parroco. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito in primo piano la cronaca con l'ennesimo infortunio sul lavoro. A perdere la vita Bruno Bardi, un autotrasportatore di 59 anni che viveva con l'anziana madre a Carbonera. Ci sono ancora i panni stesi nel casolare di via Bianchini, immerso nel verde della campagna di Carbonera. Biancheria, pantaloni, la felpa di una tuta sono di Bruno Bardi, l'autotrasportatore di 59 anni che questa mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, l'ennesimo, all'interno di una ditta nel Bergamasco. Mentre stava sciogliendo le cinghie che reggevano il carico del camion che aveva appena portato in azienda, è stato travolto dalla caduta accidentale di un imballo di plastica compatta del peso di 5 quintali. Inutili soccorsi, l'uomo è stato sopraffatto ed è rimasto schiacciato sotto quel peso ed è morto sul colpo. Nelle immagini girate dall'emittente Antenna 2 di Clusone, il grande camion con una parte dell'imballaggio a terra, sotto shock gli altri operai della ditta. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori di ATS, Agenzia Tutela della Salute della Regione Lombardia. Bruno viveva a Carbonera in questo casolare di campagna insieme alla mamma, primo di 3 fratelli, era rimasto lui in famiglia, si prendeva cura della mamma di 85 anni. Ad avvisare la donna del tragico incidente il fratello più piccolo, Luca, che da tempo si era trasferito a Villorba. Una famiglia di contadini, il papà era mancato tempo fa, era rimasto Bruno ad accudire l'anziana. Dopo aver aiutato la famiglia nel lavoro sui campi era diventato autotrasportatore, prima in proprio, poi alle dipendenze della ditta Codognotto. Decisiva sarà ora la perizia sul mezzo per capire se il carico fosse assicurato male o se si sia trattato di una tragica disattenzione nell'allentare le cinghie. Il comune di Carbonera con il sindaco Federica Ortolana da subito ha espresso vicinanza alla famiglia e si è messa in contatto con il fratello. Io non lo conoscevo direttamente, ma dei consiglieri sì, e appunto la notizia è arrivata in municipio questa mattina per tramite delle forze dell'ordine, appunto è stato un fulmine a ciel sereno. Mi dicono che Bruno era un gran lavoratore e anche una persona che amava la compagnia, e quindi hanno tutti un bellissimo ricordo di questo signore che purtroppo appunto oggi ci ha lasciato in circostanze che sono ancora da verificare. Ed ora un altro infortunio avvenuto oltre un mese fa a Montebelluna, perché questa mattina gli uomini dello Spisal sono tornati al cantiere dove è morto Mattia Battistetti, 23 anni, fuori dal cantiere come ogni giorno la mamma e i nonni del ragazzo. Ogni giorno, soprattutto per mio marito che oggi lui lavora in ospedale e non può essere qua. Noi ogni giorno veniamo, che abbiamo paura che qualcuno ci imbrogli e quindi dobbiamo essere presenti qua ogni giorno. Le lacrime scendono ormai ininterrottamente da oltre un mese. Non possono fermarsi perché quel vuoto che ha lasciato Mattia niente e nessuno potrà colmarlo. La forza di mamma Monica e papà Giuseppe sono quella di sapere che prima o poi chi ha sbagliato pagherà. Siamo aggrappati io e anche mio marito a questo, no? Non possiamo fare altro.
Mattia Battistetti è morto mentre stava lavorando, travolto dal carico di una gru, e questa mattina sono arrivati ancora una volta i tecnici dello Spisal per effettuare ulteriori accertamenti, ma non sono riusciti a raggiungere la cima della gru. Dovranno ritornare perché non sono riusciti a fare quello che dovevano fare, dopo non so se, non so né quando né cosa, non so niente. Sono saliti a 10 gli indagati per questa tragedia. Intanto è arrivata ufficiale la notizia che Mattia rivivrà in altre persone grazie alla sua generosità. Sono state donate le cornee, e una cornea è andata in Portogallo e un ragazzo della Puglia. Sono stati donati tessuti ossei e sono andati a Agordo, a Ortisei, alla Tisana e a Rovereto. Tessuti vascolari a Verona e a Legnago. E è solo una piccola parte perché tutto quello che è stato esaminato di Mattia è a posto, quindi può aiutare, adesso è nella banca degli organi e può aiutare ancora, ecco. Ed ora l'omicidio-suicidio di Spresiano. Le indagini stanno confermando le ipotesi della prima ora. I rapporti tra Bruna e il suocero Lino si erano deteriorati da tempo. Una convivenza difficile, fatta di scontri verbali e anche di minacce, è quella che ora dopo ora sta emergendo dall'indagine sull'omicidio-suicidio di Spresiano. Tra Bruna Mariotto, 51 anni, e il suocero Lino Baseotto, 80, i rapporti si erano deteriorati da tempo, piccoli screzi quotidiani ingigantiti dalla coabitazione sotto lo stesso tetto, seppure in 2 appartamenti separati. In un caso le minacce di Lino nei confronti della nuora sono state addirittura di morte. Che i rapporti fossero turbolenti lo hanno testimoniato fin dalla prima ora i vicini di casa e gli stessi amici della famiglia. Certo, nulla che facesse presagire l'epilogo del 2 giugno, con Lino che imbraccia il fucile e spara in volto alla nuora per poi usare l'arma contro se stesso nel vicino capanno degli attrezzi. Una mattanza avvenuta sotto gli occhi della figlia non ancora tredicenne di Bruna, che ora con il padre Claudio si trova a casa dello zio materno Denis. È lui che si sta prendendo cura di entrambi. A Ponte della Priula invece, dietro queste persiane, c'è il dolore di Oliva Granzotto, madre di Bruna. A lei e alla famiglia va il pensiero della comunità di Susegana. E appena sarà magari terminata questa prima fase di scompiglio e di grande confusione, diciamo, mi regherò sicuramente a porgere le condoglianze da parte dell'amministrazione comunale. Adesso credo che la famiglia preferisca vivere in silenzio il proprio dolore. Si trova a casa della sorella lovadina la signora Rosa, la vedova di Baseotto, l'altra persona che si trovava in casa al momento della tragedia insieme alla nipotina, ma che a differenza di quest'ultima non avrebbe assistito alla scena. Resta invece sospesa l'atmosfera nella villetta dell'orrore in via 24 maggio tra Lovadina e Visnadello. I sigilli parlano di una situazione cristallizzata al tragico pomeriggio di mercoledì, quando le urla della bimba e il primo scoppio hanno fatto intervenire i vicini di casa. La lite, l'ennesima, esplosa per il cane della donna che infastidiva il suocero, ma c'erano anche problemi connessi al pagamento del mutuo. L'autopsia sui corpi, affidata al dottor Alberto Furlanetto, è prevista per lunedì. Si deve capire se Baseotto abbia agito alterato. Solo dopo potrà essere dato il nulla osta alla sepoltura. Ho il cuore spezzato, la nostra comunità è provata, ma nessuno rimarrà da solo. Questo è l'impegno del sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Ho il cuore a pezzi e la mia comunità è sicuramente provata, ma è anche giusto che si sappia che quando servono le istituzioni ci sono, il comune c'è e è chiaro che non abbiamo la bacchetta magica, ma ci siamo e tutto quello che dobbiamo fare lo facciamo, lo faremo. Rompe a fatica il silenzio delle ore immediatamente successive alla tragedia. Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, lo fa per dire che le istituzioni ci sono, che nessuno verrà lasciato solo, a cominciare dalla figlia di Bruna. Io credo che in certi momenti le istituzioni debbano farsi carico non tanto dei commenti a caldo, ma piuttosto del dopo. La rete sociale, conferma il primo cittadino, si è già attivata, a cominciare dal mondo della scuola. Ringrazio anche l'istituto scolastico che si è già attivato anch'esso già nella mattinata di ieri e quindi ringrazio la dirigente scolastica che ha contattato il comune e assieme ai servizi sociali adesso si sta facendo un progetto, ecco, per riuscire a stare vicino.
e ad aiutare. Lo stesso sindaco accoglie la disponibilità del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi per un supporto psicologico. Questa è una cosa che sicuramente verrà apprezzata e adesso, è apprezzata e adesso bisognerà appunto tra tutti gli attori in campo, noi, scuola e anche azienda, trovare la maniera migliore per non lasciare solo nessuno. Ed ora parliamo di Covid perché c'è un aggiornamento sul focolaio di Ormelle. Soltanto ieri erano 8 i contagiati all'interno di una comunità indiana. Si tratta di lavoratori che operavano nello stesso posto di lavoro. Secondo l'ultima nota dell'ULSS, le persone risultate positive sono salite a 30, tutti i residenti in loco. Il contagio dal luogo di lavoro è arrivato ai parenti. Il sequenzionamento ha evidenziato che si tratta di variante indiana. Il cluster è iniziato con 2 casi, nessuno dei contagiati era stato vaccinato, nessuno di loro è stato ricoverato, buona parte dei positivi è asintomatico. Ed il Veneto sarà, come annunciato, zona bianca, attesa l'ordinanza regionale con i dettagli, dall'abolizione del coprifuoco all'anticipo delle ultime riaperture. Intanto sono partite nel pomeriggio le prime vaccinazioni per gli operatori del turismo. Per la terza settimana con parametri vistosamente sotto i limiti di guardia per la zona bianca, per cui da lunedì siamo zona bianca. Ultimo weekend in giallo per il Veneto, la zona bianca ormai è una certezza. Nelle prossime ore il presidente Zaia firmerà una nuova ordinanza che recepirà la norma nazionale e conterrà tutte le novità, dall'abolizione del coprifuoco all'anticipo delle riaperture come le piscine al chiuso. L'altra novità di oggi è il via alla corsia preferenziale per la vaccinazione degli operatori di turismo e centri estivi. Dalle 4 di oggi apriamo 50.000 posti in agenda, ovviamente nelle settimane, ma i primi già questa settimana, fino a domenica saranno 9.000 e 9.000 anche la prossima, e poi a incrementare per gli operatori del mondo del turismo. In più alle 16 di oggi apriamo anche a un target importante, sono 30.000 con più di 16 anni che sono i centri estivi. Ad oggi sono 2.930.000 le dosi di vaccino effettuate in Veneto. Il 55,7% dei veneti comunque ha avuto una dose o è già prenotato per averla. Se volete, non dico una suggestione, ma un obiettivo, noi il Giro di Boa per agosto, io dico a farla grande a metà agosto l'abbiamo fatto con tutti quelli che volevano vaccinarsi. Per l'inizio della scuola a settembre, assicura Zaia, gli studenti over 12 saranno vaccinati. Altra questione ancora aperta è quella dei vaccini a vettore virale AstraZeneca e Johnson & Johnson, raccomandati dai 60 anni in su. Avendo un'alta percentuale di over 60 già vaccinati, il Veneto, prosegue Zaia, per ora fa magazzino e non organizzerà Open Day come invece stanno facendo altre regioni. Non sto dicendo che questi vaccini vanno bene, che sia chiaro, vanno benissimo, solo che ad oggi c'è un limite di età. Noi faremo un magazzino, è inevitabile, a meno che non ci sia un pronunciamento, scusatemi, da parte dell'autorità che ci dice potete utilizzarlo per tutti senza nessun problema. Di certo questa responsabilità noi non ce la prendiamo, o peggio ancora non vogliamo scaricarla sulla pelle dei cittadini. Intanto domani è previsto il primo dei 2 giorni nei quali l'ULSS 2 metterà a disposizione il camper del Dipartimento Prevenzione per le vaccinazioni degli over 60 che non abbiano ancora ricevuto la prima dose. A disposizione ci sarà il vaccino monodose Johnson & Johnson. Domani l'appuntamento è a Treviso dalle 8 alle 12 in Piazza Duomo, a Montebelluna dalle 13:30 alle 16 in Piazza Municipio e a Castelfranco dalle 17 alle 20 in Piazza Giorgione. Non occorre prenotarsi, basterà recarsi al camper con la tessera sanitaria magnetica e la scheda di anamnesi a consenso compilate, scaricabili dal sito dell'ULSS 2. Siamo alla cronaca, raggiri online. I carabinieri hanno identificato e denunciato 4 truffatori, 3 le vittime. Non
Non c'è pace per le vittime delle truffe online. Molte le persone che continuano a cadere nelle trappole di truffatori senza scrupoli. Un fenomeno che è aumentato proprio durante la pandemia. Abbiamo ravvisato una recrudescenza di questi tipi di reati. Il consiglio, anche in questi casi, è di cercare di rivolgersi a siti qualificati, evitando magari contatti diretti con venditori estemporanei che compaiono sulla rete e, sempre in caso di dubbi, contattare le forze, il Carabinieri, 112, e quindi sarà veramente nostro piacere poter dare consigli. Ultima in ordine di tempo la truffa ai danni di un'impiegata di 36 anni di Cornuda. La donna ha ricevuto un SMS che paventava la sospensione del suo conto corrente postale. 2 i truffatori napoletani che utilizzavano un dominio internet registrato tramite un portale cinese. Hanno convinto l'impiegata a farsi dare i codici della carta BancoPosta e a disporre 2 bonifici per 15.000 euro ciascuno. Fortunatamente il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di identificare e denunciare i 2, ma soprattutto di recuperare una parte della somma, circa 20.000 euro. Ed ancora un rumeno di 21 anni ha messo in vendita su un sito internet una bici da corsa. La vittima, un 62enne di Preganziol, ha versato 1.000 euro per poi non avere né la bici né trovare più l'acquirente. Ed ancora un 34enne di Roma ha ricevuto 780 euro tramite bonifico bancario dalla sua vittima, un 59enne di Preganziol che voleva acquistare un iPhone, telefono che ovviamente non ha mai ricevuto. Stefano vive nei giardini del Signore, così il parroco di Strana ha voluto ricordare Stefano Favaro, il giardiniere 36enne morto in un tragico incidente stradale lunedì scorso. Il funerale si è svolto questo pomeriggio nella chiesa di Ospedaletto. 500 persone, moltissimi gli amici, hanno voluto salutare il giovane conosciuto e stimato da tutti, un'intera comunità tra cui il sindaco Maria Grazia Gasparini. Questo pomeriggio quindi ha voluto rendergli omaggio. Molte persone hanno dovuto seguire la cerimonia dall'esterno della chiesa. La tragedia lunedì scorso, il 36enne alla guida di un doblò era andato a schiantarsi frontalmente contro un camion sulla strada statale 47 nel comune di Levico. È finita con la propria auto capovolta in un fossato. Viva per miracolo una 78enne di Vittorio Veneto, uscita con ferite lievi dallo scontro tra la sua vettura e un'altra auto stamane in via del Consiglio a Vittorio Veneto. La donna è stata estratta dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco e consegnata alle cure del SUEM 118 che l'hanno trasportata presso il pronto soccorso di Conegliano. Sul posto anche la polizia locale. E cambiamo argomento, al via i lavori di restauro del capolavoro di Tiziano. Parliamo dell'Annunciazione custodita nell'omonima cappella al Duomo di Treviso. È stata prelevata e pronta per essere restaurata una delle opere più visitate al Duomo di Treviso. Parliamo dell'Annunciazione, capolavoro dipinto da Tiziano Vecellio, pronta per essere riportata al suo antico splendore. È la festa per eccellenza della speranza, così ce la spiega il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. Con quel sì Maria ha cambiato la storia dell'umanità ed è un motivo molto bello poter riflettere anche con queste opere d'arte meravigliose sullo stupore che dobbiamo avere perché non siamo mai lasciati soli. Verrà sottoposta ad un restauro conservativo per conservare il colore offuscato e sollevato in più punti. L'opera al momento è stata smontata dal suo altare e oggi coricata, è stata messa in sicurezza con una velinatura e questa sarà l'occasione anche per rigenerarla dal punto di vista strutturale. Quindi diciamo che si tratta di un restauro che avrà sicuramente un risultato estetico ma che definirei quasi architettonico. Il progetto sarà finanziato per 70.000 euro da Save Venice, un'organizzazione che ha già restaurato 5 dipinti del Tiziano a Venezia. Ultimo in ordine di tempo l'Assunta del Tiziano nella Chiesa dei Frari. Ora invece prenderà in mano quest'opera databile intorno al 1520. I lavori dureranno circa 4 mesi, poi l'opera il prossimo anno partirà alla volta di Belluno. Farà un viaggetto bellunese, possiamo dire, perché verrà portata alla mostra di Tiziano e i suoi che si svolgerà tra dicembre e aprile del prossimo anno a Belluno. Tutto pronto per la
di Treviso che si corre questa sera dalle 20:15 con tutte le precauzioni e le misure anti-Covid. Sarà la prima corsa su strada Fidel a svolgersi in una città del Veneto dall'inizio dell'emergenza sanitaria, percorso in centro storico con partenza in Piazza Duomo. Nel 2020 la Corre Treviso si è dovuta accontentare di un'edizione virtuale, l'edizione numero 31, inizialmente in programma il 12 giugno, era stata spostata al 21 di agosto per poi essere definitivamente sospesa con il protrarsi dell'emergenza sanitaria. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore e ce lo dice il generale Iannicelli. Le temperature gradualmente si sono portate su valori medi finalmente, ma la stabilità del tempo ancora non c'è purtroppo. Come vediamo dalla cartina, l'anticiclone delle Azzorre, che ricordo ancora una volta sarebbe l'artefice, è l'artefice dell'estate, è piuttosto arretrato sull'Atlantico e si espande verso est con difficoltà ed è ben visibile ancora dalla carta come tutta l'Italia è sottoposta all'azione di sistemi perturbati che, approfittando dall'assenza dell'anticiclone, ripeto, troppo arretrato, scorrono da nord-ovest verso sud-est, sino a interessare tutte le regioni settentrionali ma anche il resto della penisola. E quindi più in dettaglio prevediamo per sabato, quindi per domani, una nuvolosità irregolare ma soprattutto ampie schiarite. Per domenica un deciso peggioramento, passerà uno di questi sistemi perturbati, quindi cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, a tratti anche temporalesche, e una instabilità anche accentuata ci accompagnerà per la giornata di lunedì. Poi avremo un paio di giorni di tempo discreto, quindi un intervallo, ormai viviamo di intervalli, con cielo in prevalenza sereno, per poi verso fine settimana di nuovo un peggioramento, ma questo lo confermeremo. Venti deboli con qualche rinforzo dai quadranti occidentali, temperature abbiamo detto sono normali nei valori 15, 16, anche 17 gradi le minime, le massime arrivano fino a 28 gradi, dai 26 ai 28 gradi. L'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Ed ora siamo alla nostra pagina da Bellone provincia. Un furioso incendio ha distrutto 4 abitazioni e danneggiato una quinta a Canazei, frazione di Colle Santa Lucia. Il disastro è accaduto nel pomeriggio quando attorno alle 14:30 un passante ha notato le fiamme che avevano già avvolto un fienile adiacente al nucleo di case. Immediatamente l'allarme ha fatto confluire nella zona i vigili del fuoco da Belluno ad Agordo insieme ai pompieri volontari della zona, ma al loro arrivo l'incendio aveva già intaccato le abitazioni vicine, come ci mostrano le immagini che ci ha fornito il collega Mirko Mezzacasa di Radio Più. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, i danni sono ingenti, si tratta di prime case tutte ristrutturate dopo la tempesta Vaia che a Colle Santa Lucia ha lasciato segni di distruzione ovunque. La provincia di Belluno conosce il primo caso di variante camerunense del Covid. La notizia è stata resa nota dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha sequenziato tra gli altri il virus riferito ad un tampone positivo di un soggetto testato una ventina di giorni fa in Uls Dolomiti. L'evidenza di laboratorio già all'epoca aveva ricostruito la catena del contagio. Ora si tratta di capire se anche tra i contatti stretti sia stata presente la variante. E continuiamo a parlare di Covid, boom di prenotazioni all'apertura dello slot vaccinale dedicato alla fascia 12-39 anni. Il sistema di prenotazione ha fatto le bizze, ma alla fine i problemi sono stati risolti e gli oltre 8.000 posti disponibili sono andati esauriti nel giro di poco tempo. Sentiamo. Il desiderio di vaccinarsi per riconquistare la libertà perduta in quest'anno e mezzo di pandemia che ha modificato i nostri comportamenti, quelli dei più giovani in particolare, che più di tutti hanno patito le restrizioni imposte dalle normative anti-Covid che hanno preso d'assalto il portale regionale per la prenotazione del vaccino. Il vaccino ha davvero fatto la differenza, quindi il nostro intento, il nostro impegno è stato proprio orientato a potenziare quanto più possibile, con la collaborazione di tutte le forze
forze di questo territorio. Gli ospedali stanno riprendendo l'attività ordinaria e la situazione, pur con le dovute cautele, si osserva con ottimismo. Quando abbiamo cominciato a vaccinare siamo partiti con le popolazioni più anziane, sono quelle su cui abbiamo visto una riduzione significativa dei ricoveri, non soltanto nei reparti per acuti ma anche nelle terapie intensive. I ricoveri sono oramai limitati e la speranza di poter ritornare presto alle attività normali in tutte le sedi ospedaliere. Quest'estate abbiamo una fetta importante della popolazione che è già stata vaccinata e l'anno scorso non ce l'avevamo, quindi io mi auguro che possiamo sentirci un po' più liberi e riprendere con prudenza le attività. Resta da definire il nodo del personale sanitario che ha scelto di non sottoporsi alla profilassi. La Regione e le ULS non possono fare niente di diverso rispetto a quanto stabilito dall'articolo 44 e faranno rispettare la norma, ribadisce l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Per i recalcitranti, insomma, la prospettiva è la sospensione del lavoro o lo spostamento ad altre mansioni non a contatto con il pubblico. Un brutto colpo per l'immagine della provincia di Belluno il giorno dopo la richiesta ufficiale del presidente Padrin, che al tavolo per la montagna convocato dalla ministra Gelmini ha chiesto più servizi per il territorio bellunese. Ebbene, oggi Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che per tutta l'estate sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla tratta Montebelluna-Feltre, la più importante rete di collegamento che da Padova porta a Calalzo di Cadore, al via ai lavori di potenziamento della tratta dal prossimo 13 giugno. Questi si protrarranno fino all'11 settembre, un danno per i pendolari e per i turisti che utilizzano il treno per raggiungere la montagna. E alla montagna sono arrivati circa 430 milioni di euro sul 1,2 miliardi previsto dal piano 2014-2020, il che significa che il 37% delle risorse del piano di sviluppo rurale è andato alle terre alte, nonostante rappresentino il 10% delle aziende agricole venete. Agricoltura e allevamento nelle terre alte. Se ne è parlato in un incontro organizzato dai parlamentari bellunesi della Lega per chiedere che il governo dia una mano all'agricoltura e a quella di montagna in particolare. Centro di gravità per quanto riguarda la soluzione dei problemi che si hanno a valle e per evitare che i giovani se ne vadano, visto che con l'abbandono si creano poi i problemi idrogeologici. Il tema dell'agricoltura per noi della Lega è molto importante, soprattutto se viene declinato per la nostra montagna. La montagna richiede attenzioni particolari, a partire dalle tempistiche per la realizzazione dei lavori finanziati dai bandi, perché la finestra temporale utile per intervenire è spesso molto breve. In quota piogge, neve e gelo riducono infatti le possibilità a poche settimane l'anno. C'è quindi la necessità di inserire una formula che agevoli gli agricoltori di montagna nei bandi sulla gestione di pascoli e maglie come quelli del Bellunese. La Regione Veneto per la montagna bellunese in particolare, ma veneta in generale, nello scorso piano di sviluppo rurale ha riservato risorse importanti, si parla di oltre 400 milioni di euro su oltre 1 miliardo e quindi una sensibilità in cui i frutti si cominciano a vedere, perché col fiorire di nuove aziende e soprattutto con l'avvicinarsi dei giovani. Nel frattempo è stata elaborata una legge sulle piccole produzioni locali che sarà uno stimolo importante per tutti i giovani intenzionati ad avviare nuove attività. Gli agricoltori gestiscono in Italia i 2/3 del territorio, a loro è affidata la cura del patrimonio naturale nazionale. La legge allo studio punta a dare competenza di protezione civile a chi coltiva e alleva, perché a fronte di un riconoscimento economico adeguato possano manutenzionare e curare il territorio. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano che in questi giorni ha portato un'ondata di caldo nel weekend si indebolisce, l'estate fa un passo indietro e tornano così piogge e rovesci. Vediamo nel dettaglio la situazione di sabato 5 giugno.
Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, anche se a tratti il cielo tenderà a coprirsi, localmente anche con molte nubi. Nel corso del pomeriggio qualche temporale sulle zone montane e pedemontane. Entro sera saranno possibili degli acquazzoni anche sulle pianure circostanti. Le temperature poi subiranno contenute variazioni di carattere locale, minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, tanto sole inizialmente, ma anche in questo caso a seguire avremo piogge sui rilievi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, vedete, alternate a momenti un po' più asciutti. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.